Dopo 9 giorni di agonia, la 23enne di Adria strangolata dal marito in seguito a una violenta lite. La coppia, che ha una bimba di 4 anni, si stava separando. Lui, disoccupato e tossicodipendente, è in carcere. Dopo la morte nel bellunese dell'imprenditore padovano Tiziano Faccia, schiacciato da una scarica di massi, parlano i residenti della zona a rischio. Qui dicono c'è da aver paura. 'Ndrangheta in Veneto, all'indomani dell'indagine che ha portato il procuratore Cherchi a evidenziare l'omertà degli imprenditori vittime delle estorsioni, emergono altri particolari sulla vicenda. Intervenire immediatamente è fondamentale, così il presidente della Treviso Atletica, operatore del SUEM, che ha salvato con il defibrillatore un 15enne colto da malore alla fine di un allenamento. Il porto commerciale di Venezia rischia di scomparire per la mancata manutenzione dei canali della laguna, che impedisce l'ingresso alle navi più grandi, indetto uno sciopero di 3 giorni. Una rissa e una fuga rocambolesca che ha fatto il giro del web sabato sera a Pescantina nel Veronese. Adesso un 41enne si trova in un mare di guai. Un libro che ripercorre la straordinaria storia dell'ultimo mulo alpino iroso morto a 40 anni è quello scritto da un componente del coro ANA di Oderzo. Buonasera, eccoci in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, che si apre con la notizia tragica dell'epilogo della vicenda, lo ricorderete, della 23enne che il marito ad Adria, in provincia di Rovigo, aveva tentato di strangolare 9 giorni fa. Ecco, dopo 9 giorni di agonia, la giovane mamma, 23 anni appena, Giulia Lazzari, è morta. L'aggressione da parte del marito dopo una violenta lite in casa. La coppia si stava separando, a quanto si è appreso. La ragazza era ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo in coma farmacologico. Lei faceva la cameriera, lui è disoccupato e tossicodipendente. Roberto Lococo, questo è il suo nome, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. I due hanno una figlioletta di appena 4 anni. E ora il dramma che si è consumato sulla rotabile di Agre, in comune di Sedico, siamo nel Bellunese. Una scarica di sassi che ha colpito un trattore, ne è conseguita la morte di un noto imprenditore padovano di 62 anni. Siamo andati a sentire chi abita e vive lì. La tragedia si è consumata attorno alle 19 di mercoledì. Siamo ad Agre, un fondo di rimpettaio delle località La Muda e La Stanga di Sedico. Tiziano Faccia, 62 anni, noto imprenditore padovano, è morto qui colpito da una scarica di sassi precipitati dalla cima del versante che costeggia la rotabile. Questa è la passerella d'uso pedonale che sicuramente ieri sera i soccorritori hanno utilizzato per raggiungere agevolmente il trattore su cui viaggiava Tiziano Faccia. A bordo c'è ancora il suo carro miscelatore che doveva essere consegnato nell'azienda agricola di Patrick Calonego. Qui vedete ancora il trattore e c'è anche un telo a coprire, noi immaginiamo, quello che resta della scarica di sassi che hanno fatalmente colpito l'imprenditore padovano. Tiziano Faccia era arrivato nel tardo pomeriggio per consegnare a Patrick Calonego, titolare dell'omonima azienda agricola, uno dei suoi carri miscelatori, un macchinario unico nel suo genere, il primo al mondo da lui brevettato nel 1980. L'imprenditore si trovava fra la cabina del trattore e il carro miscelatore, dall'altro lato il fratello di Patrick Calonego che stava conducendo il mezzo. D'improvviso l'imponderabile. Alcuni sassi si sono mossi, forse a causa del passaggio di una coppia di cervi. Uno di questi, rotolando a valle, ha dapprima colpito il macchinario e poi di rimbalzo il volto del 62enne che è caduto a terra. I sassi invece hanno finito la loro corsa sul greto del cordevole. La chiamata ai soccorritori è stata immediata, ma a nulla è valso l'intervento tempestivo del SUEM. I carabinieri di Sedico hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti assieme al personale dello Spisel. Sconvolto il proprietario dell'azienda, Calonego, che ha chiesto rispetto per il suo dolore. Purtroppo la caduta di sassi non è una novità per la zona e la situazione è peggiorata dopo la tempesta Vaia, che ha reso, se possibile, ancor più fragili i versanti rocciosi che sovrastano da un lato e dall'altro la 203 a Gordina. Noi siamo sempre in apprensione per questi movimenti
di sassi e di tempo, che poi magari se viene più pioggia, se c'è vento, c'è da aver paura, insomma. Sulla rotabile in frana, che è privata, vige il divieto di accesso. È dell'ottobre di 9 anni fa l'ordinanza dell'ente parco che ne vieta il transito veicolare, consentito al contrario sotto la propria responsabilità ai 2 proprietari dei fondi che lì hanno le rispettive aziende agricole. La magistratura potrebbe aprire nelle prossime ore un fascicolo, mentre per tutta la mattinata si sono susseguiti i sopralluoghi dei tecnici. E dopo aver sentito come è avvenuto l'incidente con una dinamica quasi incredibile, scopriamo ora chi era Tiziano Faccia, un imprenditore spesso ospite delle nostre trasmissioni. Tiziano Faccia era un imprenditore molto noto nel suo territorio, quello di Conselve. Dal 1980 produceva macchine agricole con la sua azienda, che negli anni ha brevettato numerosi attrezzi speciali. Aveva inventato anche la prima macchina per alimentazione bovina verticale, poi prodotta da altre aziende. Al momento dell'incidente stava consegnando un miscelatore, da lui prodotto e di cui parlava con orgoglio anche nei frequenti interventi a Focus, trasmissione di Rete Veneta condotta dal direttore Luigi Bacialli, che spesso vedeva Faccia tra gli ospiti in studio, come in occasione di una serie di furti, 2 in una settimana, di cui era stata vittima la sua azienda. Sono entrati dei ladri con un furgone bianco e hanno lavorato per 2 o 3 ore tranquillamente dentro un'azienda, hanno portato via per circa 30.000 euro di roba, di attrezzature varie, insomma. Tiziano era conosciuto anche per essere il fratello di Luigi e Fausto, che avevano fatto parte dei Serenissimi, entrambi nel gruppo reso famoso dall'assalto al campanile di San Marco a Venezia con il cosiddetto tanco. Fausto aveva partecipato all'azione, Luigi no, ma fu ritenuto tra gli organizzatori. Tiziano era rimasto sempre estraneo a quelle vicende politiche e si era concentrato sulla sua azienda. Dopo che quella di famiglia aveva subito le conseguenze della crisi, anche quei furti l'avevano profondamente colpito. E dopo succedono queste cose, quindi non so che senso ha fare l'impresa in Italia dove non c'è appunto anche un piano occupazionale, non c'è niente. Cambiamo tema, parliamo dell''ndrangheta in Veneto, perché all'indomani dell'indagine avvoltoio che ha portato il procuratore Cherchi a evidenziare quanto sia stato difficile avere a che fare con gli imprenditori che si sono dimostrati omertosi, emergono altri particolari sulla vicenda. È un dato che ci ha un po' preoccupato e ci preoccupa, perché è la prima volta che nelle nostre indagini emerge un pubblico ufficiale con delle caratteristiche particolari come un notaio, quindi è chiaro che gran parte delle transazioni passano attraverso i professionisti, passano attraverso anche i notai. È la prima volta, non avevamo mai avuto elementi per indagare un notaio, e questo è un dato che va sottolineato proprio per la pericolosità e per la capacità di penetrazione che ormai ha la criminalità organizzata in Veneto. Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi aveva esordito così nell'illustrare i risultati dell'operazione Avvoltoio, la seconda parte dell'operazione eseguita a marzo per contrastare le infiltrazioni 'ndranghetiste in Veneto da Guardia di Finanza e Carabinieri, che aveva portato all'arresto di 33 persone. Questa volta la difficoltà maggiore è stata l'omertà degli imprenditori e, elemento nuovo, il coinvolgimento di un notaio padovano, di Saonara, Gianluigi Maculan. Nei suoi confronti il PM ipotizza un concorso nel reato di estorsione ai danni del costruttore edile Mario Borrella di Camponogara, tra l'altro candidato sindaco a Mira per la Lega nel 2012, che ha raccontato di essere stato costretto da Mangone con la minaccia a firmare la quietanza di pagamento di un negozio a San Bruson di Dolo che in realtà non gli è mai stato pagato. Firma avvenuta proprio nello studio del notaio, che, stando al racconto dell'imprenditore, di fronte alle sue rimostranze si sarebbe addirittura messo ad urlare, aggredendolo verbalmente e dimostrando un rapporto di amicizia e confidenza con Mangone. Il notaio si è detto sereno e si è messo a disposizione della procura per chiarire la sua posizione, precisando di aver agito in buona fede. Un ragazzo di 15 anni salvato sulla pista di atletica dal presidente della sua società, che è anche operatore del SUEM 118. L'episodio accaduto ieri pomeriggio a Treviso conferma l'importanza della diffusione dei defibrillatori. E qua sopra in età coronarica è seguito, ma sta bene, ha ripreso conoscenza da subito, già nei primi momenti dopo l'accaduto. Lui, il giovane di cui si parla, è il 15enne salvato dal presidente della società per cui corre, la Treviso Atletica, all'impianto di via Medaglie d'Oro. Fortuna vuole che Rolando Zuccon sia un autista soccorritore del SUEM 118 da quasi 40 anni. Questo ragazzo stava facendo un'attività
post allenamento, molto tranquilla, con un amico, e si è accasciato al suolo. Sono stato interpellato perché mi trovavo a una certa distanza anche dal ragazzo, sono andato in loco, ho visto che la situazione era difficile, aveva perso conoscenza e quindi ho fatto la manovra di rianimazione cardiopolmonare all'istante, ho chiesto che qualcuno chiamasse il 118 dicendo che mi trovavo in loco e che mi portassero il defibrillatore, poi il resto è stato applicato, il ragazzo si è ripreso qualche secondo dopo. Tutto è avvenuto in pochi concitati attimi in cui però non si è perso tempo. Penso che dal momento in cui è caduto al momento in cui è stato applicato il defibrillatore siano passati 2 minuti esatti, forse leggermente di più. Corsi di rianimazione, diffusioni dei defibrillatori non solo nelle strutture e negli edifici pubblici ma anche per strada, solo nel capoluogo il comune ne ha installati 12. Sono condizioni che hanno aumentato considerevolmente i salvataggi in caso di arresto. Le manovre cardiopolmonari, quindi in sostanza il massaggio cardiaco, può essere fatto da qualsiasi persona. L'utilizzo del defibrillatore, e anche questo è molto importante, può essere effettuato da qualsiasi persona, anche se non ha mai visto un defibrillatore prima. Chiunque sia presente in una situazione di arresto cardiaco improvviso può davvero salvare una vita. Veniamo ora al futuro del porto commerciale di Venezia, che rischia di scomparire per la mancata manutenzione ordinaria dei canali della laguna che impedisce l'ingresso alle navi più grandi. Un'incredibile vicenda di burocrazia per cui è stato indetto uno sciopero che per la prima volta durerà ben 3 giorni. Le date sono ancora da stabilire, ma una cosa è certa: 3 giorni di sciopero dei lavoratori del porto commerciale di Venezia e Chioggia non si erano mai visti, ma la situazione è tale da richiedere una presa di posizione forte, perché qui oramai è opinione diffusa che in ballo ci sia la stessa sopravvivenza, e per un motivo che ha dell'incredibile: nonostante la disponibilità dei fondi, da tempo in laguna non si effettua la manutenzione dei canali, il fango cresce e il fondale diminuisce. In 2 anni ci sono state 7 ordinanze della Capitaneria di Porto, l'ultima ha ridotto a 10,20 metri il fondale, limitando quindi ulteriormente il numero di navi che possono arrivare. È evidente che questo porto in queste condizioni non riesce a lavorare, le navi non riescono a entrare, non riescono ad arrivare in banchina, non si scarica la merce e i nostri portuali di questo soffrono, tutto il lavoro portuale soffre, anche quello non solo del lavoro dipendente ma anche delle imprese collaterali e dell'indotto del porto. Questa è una situazione gravissima che non possiamo più tollerare. In un labirinto di enti e competenze, il primo a denunciare che la misura era colma era stato proprio il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino. Una decina di giorni dopo, alla Commissione Ambiente della Camera, il deputato Nicola Pellicani aveva ricevuto rassicurazioni sull'inizio dei lavori dal sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut. Le nostre richieste è che le istituzioni, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, il Provveditorato, abbiano il coraggio di assumersi le loro responsabilità e finalmente dare corso al protocollo fanghi, in maniera tale che si faccia la manutenzione. Il porto di Venezia ha già perso una porta container di 8.500 TEU e probabilmente anche altre 7 navi oceaniche. La stima è di oltre 40.000 container in meno entro la fine dell'anno, che si aggiungono ad un quadro di riduzione di arrivi di oltre 100 navi dall'inizio dell'anno, un danno enorme. Noi parliamo dei contratti e delle contrattazioni che dovevamo fare, che a questo punto le compagnie si stanno fermando perché dicono fra gli scavi del canale, i container che non arrivano, le ordinanze che non vengono fatte, e questo crea un problema anche per noi che dobbiamo tutelare i lavoratori e fare dei contratti per queste persone. Mio padre mi ha insegnato che non entrando le navi non si mette il piatto di pasta asciutta sopra la tavola, e quindi stiamo rischiando tutti quanti il posto di lavoro perché non si capisce bene il perché di questa cosa. Il nuovo sconcertante capitolo nella vicenda di Los Roques, l'uomo che aveva rintracciato il relitto del bimotore su cui viaggiava la famiglia Durante di Ponzano Veneto, è scomparso a sua volta da circa 6 mesi e un nuovo forte appello arriva dai familiari, in particolare alla Presidente del Senato Casellati. Venezuela che è quello che è, ma gli italiani non sono milioni. Un recupero diventato un'odissea, un estenuante rimpallo tra autorità italiane e venezuelane. Le salme della famiglia Durante, di Paolo Brune, delle piccole Emma e Sofia non sono ancora state riconsegnate alla pietà dei loro familiari, tutto fermo da tanto, troppo tempo, ed è qui che il nonno materno Romolo Guernieri fa nomi e cognomi come quello della Presidente del Senato. E anche la Casellati, un'altra che
L'ho incontrata l'anno scorso, le ho mandato, sì, mi mandi tutto, l'anno scorso alle feste, di Natale, non si è più fatta via. L'ennesimo appello arriva nelle ore in cui si discute della scomparsa di Ugo Marino, mentre dell'operazione di ricerca del velivolo sul quale viaggiava la famiglia di Ponzano. Era il 4 gennaio 2008, il ritrovamento 5 anni dopo l'inabissamento. Ora Marino non si trova, di lui da almeno 6 mesi si sono perse letteralmente le tracce. Diciamo che per noi, con molto tempo, ha portato a termine l'impegno per l'individuazione dell'aereo. Poi si era interessato molto anche per il recupero, quel tempo là se non c'era, attraverso lui non si sarebbe potuto fare niente. Nonostante siano passati quasi 12 anni e tanta amarezza, nonno Romolo confida nel tempo. Il tempo è la cosa più onesta che c'è. È cattivo, però è onesto. Sicuramente più onesto dei nostri governanti. Ora ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo con altre notizie tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo nel Veronese, una rissa e una fuga rocambolesca che hanno fatto davvero il giro del web. Quelle avvenute sabato sera a Pescantina. Adesso un 41enne si trova davvero in un mare di guai. Una corsa folle, pochi secondi, poi lo schianto contro 2 auto in sosta. È stato un sabato sera ad altissima tensione nel parcheggio del centro commerciale Sigma a Pescantina, tutto ripreso fedelmente da un testimone che subito dopo ha diffuso il video sui social. Diventate virali in pochi minuti, le immagini si stanno rivelando utili anche a carabinieri e procura che hanno aperto un fascicolo con un rosario di contestazioni a carico di un 41enne di Bussolengo. La dinamica dei fatti è stata ricostruita nella sua interezza nelle ultime ore. Poco prima l'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe rivolto ad alta voce apprezzamenti volgari a una ragazza, peccato che con lei ci fosse il fidanzato. Da lì il parapiglia, il 41enne si rifugia così in macchina, poi preme sull'acceleratore e solo per miracolo, tra lo stupore generale, non trova nessuno lungo la sua disarticolata traiettoria. Guida in stato di ebbrezza, violazioni multiple al codice della strada e un probabile risarcimento per le auto danneggiate. Il video social non lascia scampo. Porca puttana! Che pazzo che Luca! Stai dal Elena, vieni qua. C'è il coltello anche. E ora la notizia tragica arrivata questa mattina: è stato ritrovato morto l'escursionista scomparso da ieri sul Pasubio. Valli del Pasubio, trovato in un dirupo dagli uomini del soccorso alpino e vigili del fuoco il corpo senza vita del 68enne escursionista di Ferrara, Mario Ravaglia, disperso sulla strada delle 52 gallerie del Pasubio nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Il ferrarese era partito con altri 5 amici da Bocchetta Campiglia per risalire l'itinerario. Quando arrivati all'altezza della 19ª galleria il gruppo si è fermato per ritrovare gli occhiali di uno dei loro, mentre il 68enne proseguiva da solo. Arrivati al rifugio Papa, l'amico non c'era, pensando fosse sceso, hanno imboccato la strada degli Scarubbi verso valle, convinti di trovarlo al parcheggio, dove il 68enne però non è mai arrivato. L'ultimo contatto risale alle 12, quando l'escursionista era al telefono con la moglie, e poi più nulla fino al ritrovamento del corpo. Diceva di coltivare la cosiddetta marijuana light, ma i poliziotti hanno intuito come stavano davvero le cose. A Gagliarine gli alberi di marijuana erano più di 100 e alti oltre 2 metri. A improvvisarsi agricoltore un ex camionista 52enne del posto, che da 2 anni aveva intrapreso la redditizia attività nei campi dietro casa. Ai poliziotti che gli hanno chiesto conto di quegli inconfondibili effluvi ha detto che era tutto in regola e che si trattava della cosiddetta marijuana light, cioè la cannabis con il basso THC previsto per legge, ovvero con un principio attivo compreso da 0,2 e 0,6. Ad un primo controllo il proprietario dell'abitazione ha sostenuto trattarsi di piante del tipo Canapa sativa. I successivi accertamenti invece hanno rivelato
che l'uomo aveva intrapreso una vera e propria attività industriale. 25 kg già essiccati e sequestrati e pronti per essere venduti in confezione di plastica da 5 kg ciascuno, oltre agli alberi abbattuti e altre dosi trovate in questo calderone che serviva a triturare il prodotto da commercializzare, che non si esclude venisse pure venduto anche nei regolamentari negozi specializzati nella vendita dei prodotti a base di cannabis, entro però i limiti di legge. Un sostegno economico per chi cerca un lavoro dopo essere rimasto disoccupato è l'iniziativa della Regione con 30.000 assegni erogati dall'inizio dell'anno. Un disoccupato con più di 30 anni di età, residente o domiciliato in Veneto, che cerca un impiego, si reca in una delle sedi accreditate, attiva il cosiddetto assegno per il lavoro e inizia il suo percorso di ricollocazione sulla base delle caratteristiche del piano personalizzato che sottoscrive. 30.000 assegni per il lavoro che sono stati erogati in Veneto negli ultimi 2 anni. Che cos'è un assegno per il lavoro? È uno strumento che aiuta il disoccupato, che viene preso in carico dal centro per l'impiego. Questo disoccupato può scegliere dove andare a spendere questo buono di formazione per il collocamento mirato in una azienda, in un posto di lavoro che noi sappiamo esistere su quel territorio. Solo nell'ultimo trimestre, da luglio a settembre 2019, gli assegni hanno raggiunto 5.000 disoccupati, con un più 43% rispetto al 2018 e con un picco di oltre 2.300 assegni rilasciati a settembre, il valore più alto dall'introduzione della nuova misura. 8 beneficiari su 10 si sono recati in una delle sedi accreditate per attivare l'assegno e avviare il percorso. I dati attestano che in 17.000 hanno concluso il percorso di orientamento. Di questi 16.300 hanno trovato lavoro con contratti di lavoro dipendente, 1 su 3 con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi. L'80% degli assegni è concentrato nelle province di Padova, Treviso, Vicenza e Verona. Su Padova sono state oltre 6.000 gli assegni per il lavoro erogati e una larga parte, oltre il 35%, è un contratto di lavoro stabile. Un ulteriore 12% è stato rilasciato dai centri per l'impiego di Venezia, più marginale l'impatto a Rovigo e Belluno. I beneficiari sono equamente distribuiti tra uomini e donne, il 78% di cittadinanza italiana e circa il 70% ha più di 40 anni. Olimpiadi invernali di Cortina Milano del 2026, questa mattina il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato a Roma il ministro dei trasporti Paola De Micheli, che ha dato formalmente la disponibilità a incontrare le singole regioni. Per quanto riguarda il Veneto, ha scritto poi sui social Zaia, tratteremo con lei partite fondamentali come quelle della legge olimpica e degli investimenti infrastrutturali per i giochi del 2026, le concessioni e tutto il tema delle grandi navi e la laguna di Venezia. Sempre in prospettiva dei giochi olimpici invernali, l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti ha incontrato oggi l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana per fare il punto delle situazioni sugli investimenti già programmati in ambito ferroviario. Importante, dice, avere trasporti adeguati in prospettiva di quell'evento. Un libro che ripercorre la straordinaria storia dell'ultimo mulo alpino, lo conoscete già, Iroso, morto all'incredibile età di 40 anni. È quello scritto da un componente del coro ANA di Oderzo. Il coro ANA di Oderzo pubblica questo libro sul mulo Iroso perché è una storia unica e irripetibile. Dopo la canzone dedicata a Iroso, l'ultimo mulo alpino morto alla straordinaria età di 40 anni, il coro ANA di Oderzo firma, grazie alle ricerche e alla penna di uno dei suoi componenti, Vinicio Cesana, un libro che ripercorre la storia di questo animale simbolo e dell'ultima sezione Salmerie d'Italia. Il libro si basa in gran parte sulle testimonianze dei protagonisti. Innanzitutto Tony De Luca, un personaggio eccezionale anche per la sua bontà d'animo, che è il protagonista di questi muli, che ha, oltre poi l'uso vero e proprio che ne ha fatto per la sua attività boschiva, ma per anni e anni in pratica li ha messi a disposizione di tutte le sezioni alpine d'Italia e di tutte le adunate. E poi il sottotenente Federico Nocentini, comandante dell'ultima Salmeria, e il veterinario di Iroso, il vicentino Paolo Bogoni, una storia che sembra non concludersi, visto che la nuova compagna, la mula Winnie, ha dato alla luce, poco dopo la morte di Iroso, un asinello che non è figlio del mulo alpino, ma porta proprio il suo nome.
Sabato in Duomo a Oderzo la presentazione del libro. I presenti riceveranno in dono un'incisione di Iroso su legno, dischi di faggio ricavati con alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Siamo molto sensibili chiaramente alle storie di montagna, alla gente di montagna. Allora la storia di Iroso, che anche lui ha vissuto in montagna, ha lavorato in montagna e in questa occasione proprio vogliamo omaggiare e ricordare anche questo avvenimento. Si parlerà di politica questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali. Ospiti in studio il commissario provinciale della Lega di Treviso Gianangelo Boff e il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno annuvolamenti e anche qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio di venerdì 18 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto al mattino, tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle vallate alpine. Dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso altrove. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo anche qui sarà spesso coperto con occasionali fenomeni sui settori montuosi, in estensione anche alle pianure entro sera. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. E sarà più soleggiato sul Trentino Alto Adige, dove il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.